quest'anno, quindi come Ministro dell'Interno, in questa celebrazione di questa ricorrenza importantissima, e mi piace quindi non solo per l'onore di partecipare da Ministro dell'Interno, ma in un anno importante, anche di grandi risultati conseguiti nella lotta alla mafia. Non mi riferisco solo a quelli di qualche mese fa a cui... E dicevo quindi anche oggi un risultato importante, come forse sapete, quindi un'attività di polizia giudiziaria sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria molto importante, e quindi ecco, più che esprimere il grande onore, il grande piacere anche di aver accolto l'invito della professoressa Falcone, quindi tutto qui. Adesso ci godiamo un po' questo evento, questa giornata, anche questo posto bellissimo di cui mi stavano descrivendo, insomma, le condizioni disastrose ex ante, e quindi tutto qui. Ministro, sono passati 30 anni, è stato arrestato Matteo Messina Denaro. Cosa significa per voi e come proseguirà la lotta alla mafia? Beh, significa che l'arresto di Matteo Messina Denaro, l'abbiamo detto in tutte le circostanze, significa la chiusura di una pagina, ma una pagina che si gira e quindi ne comincia un'altra storia, quindi è stata la chiusura di una pagina della nostra storia molto importante dal punto di vista negativo, quindi la mafia stragista, l'abbiamo detto, quindi una fase storica in cui la mafia uccideva, colpiva i valori fondamentali della società civile, faceva delle vittime importanti, questi servitori dello Stato che hanno lanciato il loro messaggio alle generazioni future. Adesso la battaglia prosegue perché anche la mafia si è evoluta, ha cambiato il suo modo di agire, e quindi l'importanza del ruolo dello Stato e delle istituzioni dello Stato e della Repubblica sono quelle di adattarsi anche a questo mutare della mafia e non retrocedere. Come disse Falcone, la mafia è un fenomeno umano e quindi come tale è destinato a finire, però fino a che ci sarà l'ultimo granello di presenza, lo Stato ci metterà l'ultima goccia di sudore per combattere. Eppure, Ministro, ci sono ancora tante commistioni, come si fermano questa vicinanza anche della società civile, della politica nei confronti della mafia? Si fa esattamente come stiamo facendo da anni, ormai credo che l'Italia su questo ha consolidato un'esperienza molto importante, cioè proprio dall'insegnamento di personalità come Falcone abbiamo imparato negli anni, i nostri investigatori, a inseguire i soldi, quindi a seguire i percorsi economici criminali che insomma interessano la mafia, a preservare i circuiti legali delle istituzioni, quindi anche gli interessi che le organizzazioni mafiose manifestano da più parti, insomma, su quelli che sono appunto l'infiltrazione anche delle istituzioni. Credo che sia un fenomeno che deve ancora preoccupare, ma deve rassicurare i cittadini il fatto che credo che il nostro Paese da tempo manifesta la capacità di intercettare e quindi in qualche modo di contrastare anche questo modo più insidioso di agire della mafia. Devo dire che quella di oggi è soltanto la posa di una prima pietra di quello che sarà, spero a fine ottobre, il Museo della Memoria. È importantissimo che innanzitutto questo bene così bello e trascurato sia di nuovo ridato alla città, che in questi luoghi i ragazzi possano trovare la memoria, ma anche la voglia del cambiamento e la voglia di lavorare per far meglio la nostra Sicilia. Ieri Tina Montinaro ha detto sì, ok, è stato preso Messina Denaro, però bisogna dire ai ragazzi che la mafia non è sconfitta. Beh, io credo sempre che con l'arresto di Messina Denaro si è chiuso un cerchio, cioè si è finalmente messo al 41 bis l'ultimo dei sanguinari di Cosa Nostra, quelli che sono stati responsabili delle stragi del 92 e del 93, di cui spesso non si parla, ma che sono stati fondamentali nella storia del nostro Paese. Credo comunque che, come dice Tina, certo la giustizia deve continuare ad andare avanti e scoprire se c'era qualcosa dietro la mafia. È chiaro che quando si fa una manifestazione che tende come ogni anno a essere la conclusione di un percorso educativo, è chiaro che le istituzioni devono essere presenti, perché sono le istituzioni con le quali dobbiamo colloquiare per avere le possibilità di cambiamento. Non mi interessa a quale partito appartengono,
In 30 anni abbiamo visto passerelle di tutti i colori, ma non le chiamerei passerelle, le chiamerei presenza delle istituzioni.